Buonasera a tutti, siete voi, tenore di oggi, di 9 di agosto 2020. Bene, bene, siamo la cortiane a mese agosto, non siamo la cortiane, andiamo da innanzi, diciamo che è possibile, la scritta è diversa, non sempre tutto è possibile, per smettere di lo Saravallo di oggi non ha lattato le preno una sauna, poi le saune pompa che devo colato, ma nulla di particolare. 32 gradi temperatura massima, 21 gradi la minima. Andiamo a casa, domenica, 34 gradi temperatura massima, 21 gradi la minima, sole pleno, belle che pototto da dire. Andiamo giù però a vedere che mi manca qualche cosa, mi manca vediamo te come mai mi manca queste cose. E poi te mi mancano, come è possibile? Ah, ecco, come deve essere arrivata. Di preciso mi manca Iacusto che stasera in Luvola 908 in Piazza Gazzina a Sa 9, beh, questo bello spettacolo Emilio Lusso, il processo, questo è un film di Gianluca Meda, sconta la storia di Emilio Lusso che è stato assaltato in nome suo da un gruppo di fascistas che lo querían uccidere ed è stato sparato con una pistola a uccidere uno. Non manchetta già che è in cui beh, è stata stampata questa carta contactless CTMSPA, in effetti non è scadenza ai servizi, ma comunque ricaricabile e che la perdita, insomma, allora capisci la VCTV è data ben storata. Sono proprio tutta pedicata e non va nel nome, però verso il numero del carta. Andiamo da innanzi che sul giornale del preciso la sta il telescopio in vetrina con due info point sul progetto. Nasce l'unità di progetto, Lula e Nuoro in pole position. Troppo scritto a minuto poi lo legge, però insomma comprate il giornale Nuova Sardegna, la CGL Sardegna, sindacati esclusi. Noi comunque vediamo fare questo sindacato, ma comunque isso si che in tutto. Non questa base non comunque la dite può servire. Però Lemina sbarca ad Olbia, incontri blindati con Tolde e sindaci. Sul tavolo nuovi investimenti in sanità e turismo. Questo è Emilia. Naturalmente su Qatar, già abbiamo l'ospedale, Costa Smeralda, Mater Olbia, Hospital e soprattutto nuovi investimenti in Gallura, e in Sardegna. Non è una semplice visita di cortesia quella di Tamimi bin Hamad Al Thani, Emilio del Qatar, in programma oggi a Olbia e ad Arzachena. Incontrerà la Presidente della Giunta regionale Alessandra Todde e i sindaci Settimonizi e Roberto Ragneda per discutere di progetti futuri che riguardano lo sviluppo degli investimenti in Costa Smeralda e a Olbia. Si potrebbe parlare di una riedizione del master plan, se non fosse che il nome evoca spettri del passato legati alla ritirata del principe
Karim Aga Khan dalla sua Portocervo qualche decennio fa. Ma allora, Einstein Telescope, gli studi sull'acqua, Luna, i risultati delle ricerche. E a questo punto non riesco a leggere, stop un minuto e dopo display in grande. L'isola sana e genuina attrae i mercati agroalimentari. I vertici nazionali di Coldiretti, ieri in Gallura, Nissi, un importante risultato. Il presidente Prandini, del Coldiretti, inaugura ad Olbia la cittadella di campagna amica. Teolada, Pascoli al veleno, belli schimoli, in cui praticamente vi sperimentano tutte le bombe possibili e immaginabili, per poi andare a bucchiare in guerra. I controlli effettuati dallo stesso Ministero della Difesa hanno portato al divieto della presenza di animali nel poligono, superate le soglie di inquinamento stabilite per le zone industriali. Cosa di non credere. Ma siamo in colonia. Sanità, proposta del PD, estendere l'accesso alle regioni speciali. Farmaci innovativi, fondi anche per l'isola. Estendere l'accesso al fondo per i farmaci innovativi anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. È l'obiettivo di una proposta di legge del senatore del PD Marco Meloni, Mario Niccitta e Beatrice Lorenzini. Il fondo per i farmaci innovativi, spiegano, è uno strumento fondamentale per accedere a cure innovative senza però gravare sul Fondo Sanitario Nazionale. La Sardegna sostiene con fondi propri le spese per i farmaci innovativi. La spesa per il 2024 è stata di poco più di 17 milioni, dato di poco inferiore a quello del 2023. E T sull'unità di progetto e polemica della CGIL, naturalmente. CGIL e sindacati tenuti fuori, la regione è un organo tecnico. Scoppia la polemica sull'unità di progetto Einstein Telescope, costituita 2 giorni fa con delibera di giunta e che sarà incardinata presso la Presidenza con il compito di coordinare le attività politiche, culturali ed organizzative a sostegno della candidatura e di attuare il piano di comunicazione e animazione territoriale. Ne siamo contenti, scrive in una nota il segretario CGIL Sardegna Fausto Durante, ma non possiamo tuttavia tacere sul fatto che nonostante le numerose assicurazioni pubbliche e private, i sindacati confederati, specialmente i confederali, non sono coinvolti nell'unità di progetto, cioè il sindacato scoloniale praticamente, che non controllano questa cosa come entusiasta. Per il numero 1 del sindacato regionale è davvero inspiegabile l'esclusione delle rappresentanze del mondo del lavoro, ovvero di chi con le proprie competenze e professionalità dovrà materialmente costruire il telescopio Einstein e infrastrutture materiali e immateriali collegate. Vabbè. Dermatite c'è l'accordo, ma resta il nodo risorse. Lunedì forse il via libera, intesa su una norma bipartisan, gli allevatori necessari narrano che sono necessari 50 milioni. Comunque sia da pari che la cosa resta nella dinamica. Consiglio, dopo la lite, i partiti vedono le associazioni, allora consiglio, dopo la lite i partiti vedono le associazioni. Coldiretti, narrata, servono tempi certi. Comandini, faremo una legge agile. Va bene, va bene. Più controlli sul cibo nelle feste di paese. Il 26 anni del gusto del poverito, che sono morto del bottolino, però vediamo se ma sa nuova, ecco qua. Il caso Bottolino, epilogo tragico. Roberta Pizzalis non ce l'ha fatta. È morta al Abruzzo la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato. In una estate il 23 luglio per lei, come per le altre migliaia di partecipanti alla manifestazione in via Caracalla, doveva essere una giornata di spensieratezza, ma quella salsa usata per condire la pietanza, comprata nello stand di cibo messicano,
infettata da un batterio capace di sprigionare un'ecotossina killer, le è stata fatale. Ha ucciso lei e portato al ricovero di altre 7 persone, tra uomini, donne e adolescenti. Un dramma, quello di Roberta Pizzalis, che cambia anche le carte in procura. All'ipotesi dei reati iniziali, ossia lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive, si aggiunge quello di omicidio colposo. Pensate un po', infatti viene manca bene di questo spagnolo, manca a ragionare. Viene in Corsica bene ma non ha comunicato. Cos'è il botulino? È una tossina prodotta da un batterio che può contaminare alcuni alimenti e se ingerita provoca una grave intossicazione. Che cosa può causare? Il botulino può causare il botulismo, una patologia rara ma potenzialmente letale che si manifesta quando la tossina interferisce con il sistema nervoso. I primi sintomi sono spesso lievi: nausea, diarrea, vomito e dolori addominali. Poi si passa a secchezza della bocca, difficoltà a deglutire e parlare, offuscamento visivo. In casi gravi possono manifestarsi paresi facciale e insufficienza respiratoria. La cura principale consiste nell'utilizzo di antitossine che neutralizzano la tossina botulinica ed impediscono il progredire della paralisi. Ecco qua sto sorta. Inoltre più controlli sul cibo nelle feste di paese, i consumatori nel monitoraggio di consumo. Le misure sono insufficienti. Servono più controlli nel settore di sagre, street food e feste di paese. La ferma di Consumo Sardegna che chiede un'intensificazione delle verifiche nell'isola dopo il caso dell'intossicazione da botulino che ha provocato una vittima a Cagliari, coinvolgendo anche altri cittadini. Se da un lato si moltiplicano gli eventi sul territorio che vedono coinvolti esercizi spesso improvvisati che somministrano bevande e alimenti al pubblico, dall'altro i controlli sul fronte del rispetto delle misure igienico-sanitarie appaiono del tutto insufficienti, come dimostra purtroppo il tragico caso di Cagliari, afferma il presidente dell'Associazione dei consumatori Giorgio Vargiu e Gaieste. Ucciso, operatore del soccorso a Budusò, caccia al killer, è stato visto da testimoni. Marco Puscedo, 51 anni, freddato con 5 colpi di pistola. Andiamo alla politica internazionale, dall'UE all'ONU, Israele si fermi. E infatti, figurati, è fermato. La Germania blocca le armi a Tel Aviv, Starner solo spargimento di sangue. E se non è stato. Trump vuole incontrare Putin a Roma, ma Mosca dice no. Si lavora a un cessate il fuoco che congeli l'attuale linea del fronte. E Putin, come è nato questo balla a lui, l'ha pubblicato in giro una via, lo picco torre in carrozza, o a tirare via. E come Trump è pronto a sedere in carrozza. Questo l'abbiamo già visto. E questo siamo attesi, quindi abbiamo il finito e andiamo a sa sigla di tancatura per tancare il uno scommento, lo ci con lui. Ecco, CTM non sarà il servizio di pullman cittadini di Cagliari, ma penso, non unisco, penso chi è, comunque questa roba del servizio del trasporto, il GAI, che la perdita usata fa che intendere, speriamo. Allora, tancamos questa sigla di tancatura, ecco l'inocche, e l'audio.
Ma mentre vedrete con a tutto dai, visti TV, adioso e menzo a casa.